ancora nelle fiabe e nei principi azzurri. Sei capitata male e smetti di sognare. La bella addormentata non si è più risvegliata, i nani sono scappati. Ci sono 3 porcellini che sono nei casini perché non hanno casa, ma c'è il lupo mannato che ha stanze da affittare. Intanto siamo ritornati ancora con Michele Ricco, che lo ricordiamo è il direttore da Coldiretti, Regione Abruzzo. Una giornata ventosa, piovosa, insomma lei la Sardegna così ventosa e piovosa credo non l'abbia mai vista in questo periodo. No, in questo periodo non ho avuto mai la fortuna di esserci, ci sono stato in Sardegna naturalmente da turista. Però credo insomma che, a parte che nella vita c'è sempre una prima volta, ma non è importante il tempo o le cornici, quello che è importante è la sostanza, no? Certo. È il grande momento che riviviamo tutti quanti insieme in una cornice realizzata da tutti coloro che si sono adoperati per rendere questa giornata magnifica, con il concerto finale che ci sarà stasera, e quindi credo che al di là del tempo insomma godiamocela tutti quanti per il suo grande significato. Assolutamente. Ma parliamo di Coldiretti, la Regione Abruzzo. Cosa sta facendo con la Regione Abruzzo in questo momento anche per salvaguardare quelli che sono i prodotti del territorio, i prodotti anche di nicchia in qualche modo? L'Abruzzo è un territorio che naturalmente ha delle sue grandi significatività come produzioni, primeggiano olio e vino, direi il vino, insomma, Montepulciano d'Abruzzo, perché sia un vitigno importato, però ha reso lì tutta la sua, diciamo così, si è glorificato in quel territorio. È ovvio che vengono a ruota anche altre testimonianze produttive di grande pregio, di grande significato, come lo zafferano, che è proprio un prodotto tipico dell'Aquilano, perché viene prodotto in alta montagna, nell'altipiano, nei diversi altipiani, in maniera principale in quello di Navelli. Così come anche questa cultura che in Abruzzo già regna da tempo del grande rapporto che il produttore agricolo, l'imprenditore agricolo ha con il consumatore. Vi sono una miriade di vendite dirette, per cui l'imprenditore agricolo abruzzese da tempo si è organizzato e quindi è un tassello importante per lo sviluppo e per il rilancio dell'economia, che in agricoltura ha bisogno, ha necessità di farsi conoscere e farsi apprezzare dal consumatore. Questo perché aiuta indirettamente, ma ovviamente è coinvolto l'imprenditore agricolo in quello che è il grande progetto che Coldiretti sta portando avanti sulla filiera agricola tutta italiana, ovvero dare valore al prodotto del territorio. Quindi attraverso la distintività, attraverso il processo della rintracciabilità, attraverso il valore che si dà allo stesso territorio, avvicinare sempre di più i consumatori al prodotto italiano. Naturalmente in questo momento il mio dovere è quello di farlo in Abruzzo, ma il concetto naturalmente è esportabile in tutto il territorio italiano. Insomma, viva la Coldiretti e viva i nostri prodotti. Io direi viva la Coldiretti d'Abruzzo e viva la Coldiretti in Sardegna. Assolutamente. Grazie direttore, arrivederci. Ma c'è il lupo mannato che ha stanze da affittare perché deve mangiare. Robin Hood, c'è un re senza corona che comanda da Roma. Robin Hood, non ti dimentichi. Certo che oggi... Ma cosa... Ma siete fuori di testa, scusa. Ringrazia che non sei in diretta. Cioè, fammi capire, voi vi siete accordati per fare sta cosa, Emilio? Allora, io stavo partendo serissimo, vogliamo anche rifarla se volete, la dobbiamo rifare. Allora io stavo dicendo, Gigi, oggi ti senti un po' più protetto con la protezione civile? Sì, sicuramente. Beh, davanti a questi angeli custodi non si può che sentire protetti. Allora, intanto lo ricordiamo, siamo a Nuoro, oggi si festeggiano i 10 anni di Voci di Maggio, ma oggi è anche una giornata importante perché abbiamo qui gran parte degli amici della protezione civile che sono stati in Abruzzo, no?
Sì, era un modo come un altro per continuare la nostra collaborazione con gli Stentales, una collaborazione iniziata in Abruzzo, ti posso dire che non ci conoscevamo, si è stretta in pochissimo tempo un'amicizia molto forte e penso che durerà nel tempo. Lo speriamo. Noi poc'anzi, parlando con il direttore regionale della Coldiretti dell'Abruzzo, si parlava insomma delle grandi problematiche che naturalmente ha avuto tutto quel territorio lì e quanto sia stato importante il vostro lavoro. Se ricordi, quando ci siamo incontrati per la prima volta in Abruzzo, a Pianola, io ti ho detto non è un'emergenza che si conclude in 6 mesi. In 6 mesi possiamo concludere la nostra attività di primo soccorso. È una popolazione che ne mangerà, speriamo bastino 10 anni. Ho paura che ne serva qualcheduno di più. Il territorio dell'Abruzzo è completamente distrutto, ha necessità di un aiuto di tutta l'Italia e non solo per rialzarsi. La Sardegna che sta contribuendo nel modo giusto. Noi a proposito di Coldiretti, Gigi, si parlava anche con il direttore per l'appunto, mi diceva quanto sia stato importante comunque l'apporto dei pastori e le pecore poi portate lì in quel territorio. Beh, lì era un segnale di speranza, di vita, perché comunque siamo stati forse una delle uniche regioni che ha pensato di portare qualcosa che potesse veramente riprendere un'attività, quindi il settore agricolo, agropastorale era comunque in declino perché purtroppo il sisma ha creato grossi danni, però riportare lì appunto queste pecore, poi tra l'altro buona parte hanno figliato in viaggio, è stato veramente un segno di rinascita, un segno di rivincita e un segno di continuare ad andare avanti. Oggi i 10 anni di Voci di Maggio, tu insieme al tuo gruppo avete deciso di dedicarlo anche alla protezione civile e a Sappanadura. Beh sì, loro avranno una parte importante appunto nel nostro evento, oltre appunto a tutti gli artisti che hanno partecipato. Ci saranno anche la protezione civile che canterà con noi appunto Domani, la canzone scritta per purtroppo il disastro avvenuto all'Aquila, quindi per noi è un motivo di orgoglio averli ancora di più vicini e forti in questo momento drammatico appunto che ancora stiamo vivendo, come diceva Emilio.